Oh. Oh. Vabbè dai, andiamo, non avevo tanta voglia, però me l'ero promesso più che altro a me stesso. Solo che, vedi, invece di bermi, non so, la Gatorade come tutti quanti, no? Mi sono bevuto il prosecco avanzato da Alessia, quindi adesso non ho tanta voglia di andare in bici. Ci sono tanti anche camion che vengono avanti. Azienda pilota e dimostrativa. Là sulle Alpi, sugli Appennini. Ah no, azienda Valle Vecchia. Ci sono le mucche poverette. Però vedi anche le mucche. Già, non capisco, già che devono morire, almeno falle star fuori, falle brucare, no? Come in molti posti, no? Chiuse in una stalla. Cioè, che più la tortura che devono subire nella vita, guarda che la morte in sé, che tristezza. Per capire, prova a metterti tu al loro posto, magari a luglio, agosto, quando c'è il sole che spacca e tu sei dentro ste robe qua di metallo, prova. Cioè, io non vorrei farlo neanche per 2 ore, pensa tutta la vita lì. Secondo me, aia, il cueo, ti portano veramente, aia di nuovo il cueo con la barca che carichi la bici. Ti portano a vedere anche i casoni. Ah sì, ecco qua, vedi, a chiamata, servizio gratuito. Bibbione, Valle Vecchia, Brussa. Dal 27/6 al 29, oggi continuiamo, ci siamo, servizio a chiamata con prenotazione obbligatoria. No, ok, la faremo Italia, segnati il numero di WhatsApp qua, anche perché è gratuito. Ti portano a Bibbione, che figata, ti caricano le bici a gratis. Cioè, qua cammini lungo i campi. Noi proviamo a vedere qua come e dove ci si imbarca. Che strano. Forte. Io lo volevo fare il giretto in barca. Ce n'è veramente chilometri qua per andare in bici, ragazzo. E portati la mountain bike e torni a casa col coma muscolare. Schifo. Basta, sono stanco e debilitato. Faccio volare il dronello. Chissà se ce la fa decollare qua, vediamo. Proviamo. Ah sì. E sai cosa? È da tanto che ho questo desiderio di avere delle belle sedie, tipo quelle della Brunner, col poggiabraccio bello, col portabibite, e un bel tavolino tipo da 4 persone. Solo che dicevo sempre dove le metto, non ho spazio. Dopo ho detto vabbè, che scemo, scusa. Ho la mia casa vecchia, ho mia nonna, mia mamma, ho la Alessia, ho eventualmente gli amici e tutto, cioè la posso lasciare da qualche parte e all'occorrenza quando mi serve la prendo su e via. Cioè tipo se devo fare un raduno, devo andare in montagna o cose del genere, hai capito? E quindi adesso sono alla ricerca di queste seggioline. Il problema di queste seggioline è che io ero andato in un negozio, in un centro commerciale diciamo locale qua della nostra zona, e dove ce le avevano in offerta, cioè quelle della Brunner te le tiravano dietro. Infatti quella volta mi piangeva il cuore per non averle prese, però ho detto vabbè che non sapevo dove metterle. E gira e rigira, insomma siamo andati ieri con Alessia o ieri l'altro, adesso non mi ricordo, e porca puttana ha finito tutto, non c'è più nulla di campeggio. Controllerò sui vari negozi online quanto costano, troverò quelle che costano meno, sempre di quelle Brunner là che ho visto, col tavolino bello in alluminio che ho visto, e le prendo. Perché adesso hai visto dove siamo parcheggiati? Prova a immaginare là che ti metti all'ombra lì in mezzo al verde, così magari col computer a montare un video, perché oggi è sabato, quindi col cazzo che lavoro, a parte che non ho lavori da fare, ma se li avessi avuti avrei detto col cazzo. Quindi potrei fare le mie cosine lì, comodo, al fresco, è bellissimo, cavolo. E di qua dove cazzo vado? Niente, a me sono arrivato al camper, faccio che mi ammazzo, ho detto adesso mi riposo e tutto oggi vado in bici. A me sti buchi qua mi attirano, perché sai che alle puntine del mondo è un canale a cui i buchi lo attraggono, no? E quindi ho visto qua, ho detto boh, entriamo, vediamo dove porta. Che è una casa qua in mezzo a niente, che strano tutto ciò, tipo una casa abbandonata, no? A me sembra abbandonata. E poi qui c'è tante le macchine, chissà perché, chissà cosa c'è dietro di caccia. Su capò. Probabilmente di qua ci sono i casoni, impianto idrovoro Valle Vecchia. È brutto come impianto idrovoro. Andiamo a vedere di là, dai, via.
che bello, che bel parcheggio, che bello tutte le case. Ma sai che questa mi sembra... No, non può essere. Quella strada che abbiamo fatto con i Singani, che costeggiava tutti i casoni e le case dei pescatori da Caorle. Dai Singano, guarda le mappe che siamo curiosi. No, non voglio. Ciao, guarda che forte, tutto pieno di casette, guarda. È un cacchio figata, tanto un cacchio figata. Vediamo su Singano Maps. Allora, noi siamo qui, no, non c'entra nulla, qua è Bibbione, Caorle è qua, dove difatti vedi qua dove è l'isola dei pescatori, qui abbiamo fatto la puntina all'isola dei pescatori dove c'erano tutti i casoni, qua siamo a tutt'altra parte, qui c'è la laguna, l'abbiamo già visitata nelle puntine vecchie, è dove ci sono i due casoni, no, ti ricordi? Due casoni grandi, poi c'era la laguna, l'abbiamo fatto con gli amici, l'abbiamo fatto con l'Alessia, l'abbiamo fatto con la Ben, molto, molto bello devo dire. Boh, tanto da correre, però sinceramente ragazzo, cioè, tutto bello, ma è da stamattina che io corro in mountain bike, cioè ho il culo distrutto e le gambe insomma abbastanza indolenzite, che poi sai che tra i postumi diciamo della mononucleosi c'è sta roba qua, sta debolezza e difatti che io mi sento insomma, ecco, anzi no, sto cazzo, mi sdraio un po' qua all'erba, sì. Mi aggiorno la puntina della Brussa con tutti questi posti tattici che ho conosciuto. Italia, sai che mi piacerebbe tanto organizzarla sta roba? Allora, a Venezia noi magari partiamo da Jesolo e si arriva fino in Slovenia. Ecco, partiamo anche i piccioni. I piccioni dicono no, per carità, massa strada, ma no, ma che massa strada? Sono 327 km. In più guarda, prenderemo il traghetto da Caorle a Bibbione, poi da Lignano a Marano, il resto tutta via terra. Sì, visto il periodo ancora di un po' di caldo, io direi magari di organizzarsi e portare via zaino e sacco a pelo, che così non si spende insomma per mangiare e per dormire. Neanche per mangiare, perché si va sui supermercati. Secondo me è una bella roba da fare. Cazzarola, convinti di averla GoPro in tasca, adesso è passato tempo. Erano due belle nutrie carine, le ho salutate e si sono fermate. Ok, adesso dovrebbero sbucare da qua. Vediamo, devo uscire qua a destra adesso. Io sono nell'altra parte del ponte, vedo l'acqua muoversi. Ne dovrebbero essere in arrivo. Sì, e dai sottempi e nutrie, cioè calma. Ma che lavori? Dove cazzo sono andate? Vuoi vedere che avevano la casa proprio qua sotto? Che sfiga, avevano la casa proprio qua sotto, non posso fartela vedere. Anche perché insomma Italia, per noi magari del nord, le nutrie sono una cosa normalissima. Beh, del nord, dipende perché magari in Trentino non ne hanno. Però diciamo noi, gente di palude, per noi è un animale comunissimo. Però appunto chi non lo ha visto effettivamente si trova sto bel castorone, no? E dice wow, che bello, che strano, eccetera. Che niente, si sono fermati là, non posso fartelo vedere. Eccole le furbacchione, avevano aspettato, eccole là, le vedi? Guarda là, guardale, furbacchione, è sotto acqua, hai visto? È andata dentro là, vanno a nascondersi, che sentono la mia voce, magari pensano che sono un predatore, ma in realtà no, Singano non è un predatore, Singano è un singano così, uno strano, e basta. Prosecchino Italia, prosecchino. Cazzo, ancora che dorme, è sempre che dorme, cazzo, tutto il viaggio in Puglia l'ha fatto dormendo, è ancora che dorme, porca troia. Che bella rifocillatina, sì, praticamente con le buchette adesso mi viene su il tramezzino. Italia, prima di concludere questa giornata io andrei a vedere qua il Mazarek che è dopo il ponte, che camper ci sono. Sì, c'è giusto un po' di salita, ma tanto noi non abbiamo fretta. Alessia è lì ancora che dorme, speriamo che stasera quando si sveglia non abbia voglia già di rompere le palle, perché Poretta ultimamente è sempre che rompe le palle, non so cosa, anche perché ha ripreso a fumare, quindi aspetta, stavo facendo una cosa sbagliata, stavo facendo come gli youtuber che ti raccontavo solo le cose belle che ci sono, no? In questi giorni. In realtà è pieno di mosche e di zanzare. Ok, cacchio, ora devo scegliere se voglio andare a destra o a sinistra. Credo a sinistra che è più bello, c'è la laguna. Italia? Solo che sono rimasti pochissimi camper, io ti porto lo stesso a vedere, però vedo che sono praticamente andati via tutti. No, guarda che figata, il nonno con la moto d'acqua, lo vedi? Adesso è bello fare i giretti in laguna qua così. E i nonni siete rividi. E i nonni a barchetta, a moscon, a gondoletta, e no a moto d'acqua iper tecnologiche. Via. Ma che si sta muovendo l'aereo, forse decolla, guarda le mie spalle. L'aeroplano, lo vedi? Adesso andiamo dall'aeroplano perché i camper sono lì. Beh no dai, ci sono tanti camper. Qua dove viene di solito Mario. Io non mi è mai
innanzitutto venire qua perché non capisco il senso, sei molto lontano dai boschi fighi e dalla spiaggia, però probabilmente avendo una bicicletta allora sì, parcheggi qua e vai in bici in spiaggia, allora ci sta. Allora il camper con la barchetta. Ok, sta partendo l'aereo. No, vai via camper con la barchetta. Volevo vedere l'aereo io. Che partiva. Eccolo là l'aereo, lo vedi? Guarda che figata. Occhio. E adesso eccolo che è partito. Cazzo, figata. Bello. Era bello fargli il video da vicino. Ecco, Pincete e Riviera con barchetta. Ciao aereo. Auto con carrello, sì, che si portano la barchetta, no? Vedi? Anche il furgonato. Ora cosa c'è qua? A parte il morello. Beh, praticamente grande come un camper normalissimo, solo che probabilmente, vedi, essendo magari pesantino tipo pulmin eccetera, l'hanno messo giustamente su un mezzo adeguato, quindi con ruote grandi e larghe quanto dovrebbe essere, insomma, ecco, qui non come pulmin che è un camperazzo abbastanza simile, ma col Mercedes Sprinter che ha le rutine tutte strette, piccole, e lui poretto dondola. Sentiti povero Italia quando ti porto a far vedere ste robe. Guarda i Morello, i camion camperizzati, guarda, tutti con la barca, l'aeroplano, Sentiti povero e pezzente. Anche qui ci staremo con un raduno, ma non abbiamo il mare è di là. No, i cigni, quei cigni sfigati, quelli più scuri. Che bello, guarda che simpatica là, sta roba qua che porta in giro la people. Che bello, guarda che bello, guarda tutti i vecciotti dentro, guarda vecciotti. Sì. E che dico sempre a menona, vecciotti anche a te come tutti i vecciotti, quegli autobus e barchette che te porta in giro, no? Sempre casa. Adesso Poretta, con i problemi nervi e di ossi che ha, non può più muoversi, no? Quindi vedi, quando giustamente molti dicono ma la vita è meglio godersela da giovani perché poi da vecchi non si sa mai. Sì Italia, quello che sto facendo io, che ho sempre fatto, no? Che sto facendo io e che stanno facendo tanti. Guarda qua le barchette hanno anche loro corrente e carico. Una cosa però che ci siamo chiesti io e Alessia, perché anche suo papà ha una piccola barchetta, diciamo che non deve ancora portarmi in giro, quindi Mirko segna che ancora a portarmi in giro in barchetta, questa è una roba grave. Ma ok il carico, ok tutto, ma dov'è che scaricano? Cioè le grigie immagino le scaricano in mare, ma anche le nere scaricano in mare? Cioè perché anche quando passeggiamo nei porti o anche qui, cioè non lo so. Come fa uno a scaricare? Tu mi dirai magari esiste la cassettina tipo quella là estraibile che hanno certi camper, no? I camper nuovi, ma non vedo nei moli quella cosa dove buttare dopo dentro la cassettina, hai capito? Ancora l'insalata del tramezzino. Guarda questa che barchetta da Sky Italia, piccenina, ma da Sky guarda che lussi. Sì, ma lo dicevano che adesso non sono un economista, quindi non ti saprei spiegare bene tutto il processo che ci sta dietro, però effettivamente anche noi stiamo seguendo a ruota l'America, così come altri posti, dove i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. In effetti ti dirò che macchinoni, barconi e super camperoni non è che ne vedo pochi io, megaville eccetera, no? Più di una volta. O forse meglio, correggiamoci, più villoni molto importanti, cioè poche belle ville, ma più ville veramente da tantissimi soldi, capito? Idem le macchine, eccetera. Beh no, le macchine là forse è un ostentare la ricchezza, quello è un discorso a parte, perché io vedo un disastro di SUV, macchinoni, BMW, Mercedes e poi la gente che li ha non ha neanche i soldi per andare a mangiare fuori una pizza, hai capito? E questo mi è successo molte volte anche con miei amici che avevano i macchinoni sportivi e tutto, e bisogna andare a mangiare fuori la pizza e niente, loro non avevano i soldi. Io tutta la mia vita non ho mai saltato una pizza perché non avevo i soldi, ho sempre lavorato per carità, ma quindi non avevo barche, non avevo macchinoni, non avevo chissà che mobili dentro casa, eccetera. Però la pizza in panza di Singano, quella non è mancata mai, Italia. E che bello quello oscurante di quel camper lì, di quel Mercedes, il primo a sinistra. Tutti con la clip in motorhome, vedi? Come un pulmin, solo che a pulmin con un po' di vento svola via.
Vuoi vedere che sia di ritorno l'aereo? Sento un rumore, che non sia una barca, andiamo a vedere. Eccolo qua sopra di me, lo vedi? Sta atterrando. Dovrebbe essere dietro questa specie di argine la pista d'atterraggio. No, ok, è qua la pista d'atterraggio. La bici è in mezzo alla pista d'atterraggio? No, in teoria no, non mi pinciano via la bici. Ah, guarda, infatti lui è partito da qua. Ecco, esatto là. Ok, dai, vediamo se a terra, così ti filmo il piccio. Mi sembra che stia andando di là o fa il giro largo. Mi piacerebbe vedere l'atterraggio di un aeroplano. Non vedo e non sento niente. Chissà quando atterra. Magari è partito di qua, atterra dall'altra parte. Papo Pen, Singano Papo Pen, non mi arriva più l'aereo Papo Pen, mi sto anche annoiando Papo Pen, Papo Pen. Vabbè, io vado avanti, devo andare a mangiare e a bere, anche perché voglio offrirti più Singano. Come tu ben matematicamente sai, più io ingrosso e più avrai Singano, no? Cioè, un po' come quando le morose si lamentano, no? Sono ingrassata. Allora tu elegantemente, gentilmente gli dici meglio così ho più fidanzata, no? Cioè proprio per un discorso di metratura, no? Papo Pen, Singano, Papo Pen. Oh, guarda qua Italia. Questo è il famoso Landini, dovrebbe essere un monocilindrico. Famoso perché dicevano, poi non so se è vero, che la caratteristica, diciamo, del motore faceva delle vibrazioni tali da creare scompensi cardiologici, adesso non so anche a livello di udito, però almeno questo ce l'hanno raccontato a una fiera, diciamo, tra virgolette, dell'antiquariato, no? Dei tempi che furono, dove c'erano appunto sti Landini e tante altre cosine interessanti. Cazzo vuol dire altre cosine interessanti? Cioè... Che forti i ciclisti. Allora vedi, sia dove sono io che dall'altra parte, no, hanno fatto delle belle corsie di 2 metri e 2 metri dall'altra parte per far passare i ciclisti, no? L'asfalto è preso tale e quale a quello della strada dove passano le macchine e niente, i ciclisti dovevano passare in strada, ovviamente non qua. Ciao. Oh, ben svegliata. Whoop. 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 Singano. What are you doing? Cosa stai facendo? I'm waiting Alessia. Sto aspettando Alessia. Ah. Ti senti distesa? No, ma mi vedo il viso senza brufoli, senza come... Ah. Oh, io non sento più le gambe. Oh, cazzo, il cane è tipo wireless, non serve neanche chiamarlo e lei già scende, moderne tecnologie. Bretella, no, baratella. Guarda Riccardo, guarda la concorrenza, vedi? Chiamasi deltaplano. Le ruote, perché le ruote sono... Facciamo finta di sapere, cioè, fa figo? C'è uno che spara una parola così subito, dice cazzo sto qua sa, e uno che sa. L'avevi chiamato strafanto volante, però... Vabbè, insomma, che lei è dettagli. Eccolo!